Siamo tornati tutti in plenaria, vedo molti colleghi dei gruppi e chiedo alla regia se siamo tutti o ti andiamo ancora qualcuno. Siamo tutti, siamo tutti. Perfetto, grazie. Siamo stati un po' più lunghi del previsto, ma magari proveremo a recuperare adesso con la restituzione dei gruppi di lavoro. Hanno i 5 coordinatori, quindi anch'io, un compito veramente ingrato di provare a sintetizzare in 3-4 minuti che cosa è uscito dal tavolo per poi permettere all'ingegnere Barrichello di chiudere la giornata odierna dei lavori. Partirei da Alberto Corò, che lo vedo già in alto a sinistra. Come è andato il tavolo? È andata benissimo. Allora, colleghi veramente bravi perché hanno presentato progettualità molto molto interessanti. Condivido un secondo, se mi date l'opportunità, le 4 note che mi sono segnato in modo tale che così mi guidano. Allora, sono proprio appunti, quindi mi scuso se c'è qualche errore di digitazione. Allora, come vedete, diciamo, le esperienze presentate sono fatte da Firenze, Prato, Roma Capitale, Comune di Milano e Comune di Venezia, tutte molto molto interessanti. Ci sono alcuni aspetti, diciamo, comuni, e quindi l'esigenza di avere, quindi chiamiamolo un luogo, in realtà un luogo fisico e virtuale, che è di questa Smart City Control Room, che qualcuno, ad esempio a Prato, l'ha chiamata Smart Situation Room. Anche in Regione Toscana abbiamo visto che c'è diciamo, una convergenza verso una piattaforma regionale, quindi si riconosce questa importanza, almeno per alcune aree, di avere un ulteriore livello, okay, per estendere, diciamo, l'analisi dal punto di vista degli strumenti, dal punto di vista territoriale. Ci sono altri elementi che sono molto interessanti. Ad esempio il Comune di Prato ha usato questa iniziativa che si chiama Smart Living Room, quindi molto pratica, in cui si dice: ho una serie di soggetti, i soggetti sono interessati a alcuni temi, si individua il tema e a questo punto si attiva un piano, diciamo un tavolo operativo di collaborazione, quindi con coinvolgimento non solo dei soggetti pubblici ma anche dei soggetti privati, ad esempio le aziende di erogazione dei servizi pubblici, ma private, non solo a capitale pubblico. L'altro aspetto che è emerso importantissimo è il discorso dell'assessment, il fatto di fare un assessment di tutti i progetti, perché le città non è che siano ferme, o le regioni non sono ferme, e quindi i progetti sono progetti in corso. Il fatto di riuscire a fare un ottimo assessment che ci permette, perché ha permesso, permette di identificare quelli che sono, diciamo, i punti in comune, diciamo, le opportunità. Quindi ecco, ad esempio la Roma Capitale a questo punto ha attivato una serie di interventi di coordinamento su alcuni, diciamo, linee di strategiche, ad esempio l'utilizzo delle piattaforme abilitanti piuttosto che altro, in modo da poter creare queste sinergie con delle piattaforme, diciamo, di tipo trasversale. Il Comune di Milano ha presentato una cosa che è piaciuta a tutti, che si chiama una città delle API, oppure se volete anche delle API, visto che è un problema grande per il nostro mondo, e quindi ecco, può essere anche una metafora, insomma, no? Quindi di opportunità, quindi di importanza. E quindi questa iniziativa veramente è piaciuta molto, è quella dell'apertura, quindi fare il salto dal mondo dell'open data ma al mondo delle API, quindi l'interoperabilità, quindi la necessità della definizione del glossario dei dati, le ontologie per poter comunicare e interoperare, nonché la definizione delle licenze. Un altro aspetto molto importante è il Comune di sempre Roma Capitale, la realizzazione di una piattaforma di premialità, cioè quindi con la raccolta dei dati e quindi la possibilità di mettere in piedi dei token di premialità, ad esempio per l'uso, la butto lì io, adesso non me l'ha raccontata Raffaele, ma comunque ad esempio dei ticket di, non so, di trasporto pubblico locale o altri servizi. Quindi questo è un esempio che può essere di token. E la casa delle tecnologie emergenti, quindi anche questo è un elemento importante, perché tutte queste tecnologie hanno una complessità tale da dover essere prima sperimentate, fate dei POC, fate delle sperimentazioni per capire quella che è l'effettiva efficacia nelle applicazioni. E l'utilizzo del Comune di Venezia, un caso pratico che conosciamo molto,
e in cui l'emergenza, la cosa che emerge è il partenariato pubblico-privato, che quindi hanno adottato questa strategia di procurement innovativa, quindi molto interessante questo aspetto, e l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Quindi, allora, riassumendo, tutti i progetti sono molto interessanti, diciamo, la conoscenza e la futura, diciamo, la futura collaborazione intorno a un tavolo di collaborazione, di conoscenza, insomma, di discussione, secondo me può essere assolutamente diciamo, importante per tutti quanti. Quindi direi che per quanto mi riguarda e per quanto penso riguarda anche i miei colleghi che hanno partecipato al tavolo, un'esperienza di condivisione molto molto interessante. Grazie veramente ad Alberto, anche per essere rimasto nei tempi. Passerà la parola a Bruno Pezzuto, che anche tu hai 3-4 minuti. Sì, sì, grazie. Adesso diciamo... ti toglie anche la condivisione? Sì. Grazie. Okay, perfetto, grazie. Anche il nostro tavolo è stato molto interessante e le esperienze che sono state presentate, devo dire, sono state molto esaustive e rappresentative anche di esperienze fortemente innovative, anche avanzate da un punto di vista tecnologico. Con noi sono stati tra l'altro delle presentazioni che in realtà vanno da nord a sud, perché abbiamo avuto dei colleghi del Trentino fino ad arrivare alla Campania e alla Sicilia, quindi tutto sommato in maniera trasversale un esempio un po' di quello che si sta facendo in giro per l'Italia. Sul tema del trasporto pubblico locale, diciamo che le esperienze sono abbastanza variegate, però significativamente sono molto orientate, come per esempio l'esperienza in Trentino sulla bigliettazione elettronica integrata estesa a livello territoriale, con l'adozione anche di sistemi di pagamento abbastanza attuali, dalla carta scalare alla mobile ticketing fino al borsellino elettronico, quindi fortemente orientati verso l'utente. Un'altra esperienza che è stata molto interessante è quella della regione Campania, dove hanno praticamente introdotto a livello regionale il biglietto unico, e quindi sono riusciti a coprire l'intero territorio con oltre 100 aziende di trasporto per l'erogazione di un biglietto unico, che è sostanzialmente uno dei punti, diciamo, no, di transito attraverso il quale poi si vuole, come dire, arrivare a implementare la cosiddetta tariffazione integrata, ma non solo a livello regionale, ma anche magari a livello nazionale, ma questo poi rientra un po' nel concetto del MAS, del Mobility as a Service, di cui magari parleremo dopo. Poi alle esperienze anche del CISPI di Palermo, che sono realizzate all'interno della città metropolitana di Palermo, ma anche lì con un forte interesse verso l'integrazione tra il contesto del trasporto pubblico locale e i sistemi di gestione della mobilità, che poi sono stati in qualche modo approfonditi anche dal collega del Comune di Trento, dove effettivamente l'ambito del trasporto pubblico locale è fortemente integrato con i sistemi di gestione della mobilità urbana, come per esempio la centralizzazione semaforica per la priorità del mezzo pubblico. Direi che in sintesi, come dicevo anche a chiusura del tavolo, emergono sostanzialmente 3 tipi di approccio, 3 livelli sostanzialmente, che si possono ricondurre sia a contesti operativi ma anche ad attori. Uno è rappresentato dalle aziende, ovviamente, le aziende di trasporto, che sono i soggetti che gestiscono ed eserciscono il servizio su strada. L'altro è i cosiddetti enti di governo o comunque le unità amministrative che hanno il compito di gestire il contratto di servizio e quindi erogare finanziamenti in base alle performance. E l'ultimo, il terzo, è il gestore dell'infrastruttura, che un po', diciamo, in linea di massima coincide con il comune o comunque l'ente locale o comunque il gestore dell'infrastruttura stradale e del sistema ITS. Ora, tutto questo per riportarlo poi a questi 3 elementi principali che saranno sicuramente oggetto di approfondimento. Uno, l'integrazione tariffaria, e quindi, come dire, superare il contesto territoriale non solo diciamo provinciale di bacino, ma addirittura quello regionale, per arrivare a una piattaforma integrata
che consenta un domani a un soggetto di pianificare il proprio viaggio, il proprio spostamento a prescindere dal territorio in cui si trova e quindi stabilire origine e destinazione in maniera assolutamente libera. Il concetto del dato, che è previsto anche dall'autorità di regolazione dei trasporti, il cosiddetto data room, su cui effettivamente andrà fatta molta attenzione perché è un elemento abbastanza fondamentale per quanto riguarda anche i progetti che si stanno portando avanti qui nel Veneto, il concetto di My Data, My City, ma che comunque saranno oggetto anche di attenzione rispetto alla privacy per non rischiare, diciamo, di invadere la sfera industriale delle aziende di trasporto e quindi andranno regolamentate con dei protocolli. E poi in ultimo l'attenzione che dovrà essere sicuramente poi ancora portata sul livello dell'infrastruttura, perché se vogliamo soprattutto in uscita da questo periodo difficilissimo riportare il trasporto pubblico locale a dei livelli di efficienza diciamo che siano attrattivi per l'utenza, dobbiamo arrivare anche a fornirgli dei servizi a partire proprio dalla priorità semaforica alle intersezioni. Grazie. Grazie Bruno per il tuo resoconto analitico ma molto stimolante. Passerei adesso a Lorenzo Beggiato per il tavolo 3, mobilità veicolare. Lorenzo, eccolo lì. Buongiorno, ciao a tutti. Lorenzo, Anche il nostro tavolo è stato sicuramente stimolante. La mobilità veicolare è uno degli assi più importanti, no, del progetto My Data e My Data Veneto Orientale e quindi per esteso per il Veneto Smart Region. Quindi era un tavolo sicuramente importante. Sono stati esposti 4 progetti da parte del Valli del Cremasco, da Cortina, dal Comune di Bologna e il Comune di Lucca, progetti che sono rivelati nella loro descrizione, che io non riuscirò nemmeno a riassumere in maniera sufficiente, ma sono dimostrati essere progetti sicuramente maturi sia tecnologicamente ma anche maturi dal punto di vista delle loro evoluzioni, nel senso che hanno presentato situazioni non che staranno per essere implementate, ma già implementate, già funzionanti e che comunque hanno una visione anche sul futuro. Anche quei progetti come quello di Cortina 2021, partirei velocemente da questo, che ha implementato una situation room condivisa che ricorda nella descrizione quella di My Mobility del collega Bruno Pezzutto a Verona, quindi un sistema per il controllo e monitoraggio del traffico in entrata e in approccio a Cortina durante gli eventi che ci sono stati, mondiali di febbraio, e che è riproponibile sicuramente, anzi sta per essere riproposto per altri eventi importanti, Giro d'Italia, eccetera, con appunto tutte quelle funzionalità di controllo del traffico e monitoraggio degli eventi critici e soprattutto con un sistema di sensoristica fatto a telecamere, droni, ma anche sensoristica umana, quindi persone che davano evidenza all'unità interforze, quindi con un coordinamento importante in termini numerici dei flussi di traffico, e permetteva anche di dare servizi a chi a Cortina volesse accedere in termini di puntualità dei mezzi di trasporto, di possibilità di posteggio o di code in entrata. Valli del Cremasco ha presentato un progetto che ha impressionato per l'estensione del numero di comuni coinvolti e per il numero di telecamere, 124 telecamere di controllo costruite, cioè, con un progetto che è partito dal basso e che quindi noi che stiamo coordinando vari comuni nell'ambito delle aree urbane sappiamo quanto difficile sia coordinare e portare a fattor comune in un'unica piattaforma non solo tecnologica ma anche organizzativa così tanti comuni. Una rete di telecamere nate per la sicurezza, per la videosorveglianza, ma che in prospettiva sono sicuramente punti di alimentazione di una rete di sensori con finalità delle più estese, dal controllo dell'aria a qualunque altra situazione.
Bologna, con Cleto Carlini, ha esposto il proprio progetto di ZTL in un ambito di piano urbano della mobilità ampio, complesso e soprattutto ambizioso, con l'ambizione di abbattere del 28%, mi sono puntato, il traffico automoto entro il 2030, quindi meno 500.000 accessi nel centro storico, con una ZTL che evolve da una ZTL di semplice controllo degli accessi ad una ZTL ambientale e una ZTL verde, integrata in un sistema di accessi, di controllo, di preferenza semaforica che sta trasformando, sta portando Bologna verso, attraverso il proprio percorso di Smart Region. Infine Lucca, che si è concentrata, il cui progetto Life Aspire è più concentrato sulla mobilità delle merci, quindi una città particolare, la conosciamo Lucca, la sua città muraria e il suo centro storico, quindi con tutta la problematica di accesso per le merci, che si basa su tre assi principali: un sistema RFID per il controllo intelligente degli accessi, delle aree per il carico-scarico per gli operatori dotati di sensori in una rete LoRaWAN che permette appunto di dare evidenza dell'occupazione o meno degli spazi, e di un sistema di cargo bike sharing, quindi di bici che possono permettere il trasporto delle merci. Tutto quanto integrato e tutto quanto che permette poi di costruire quegli indicatori di monitoraggio che servono alla città per programmare la propria mobilità. Ho corso davvero tantissimo, ma erano tre progetti. È stato perfetto, Lorenzo. Ti assumiamo anche per il prossimo laboratorio di co-design. Ormai hai una grande esperienza, quindi fai parte della squadra. Grazie ancora. Antonino Mola, non sorridere, tocca a te. Come il tavolo Smart Region? Il mio tavolo è andato malissimo, Luca, un disastro. Questo non ti esime però da raccontarcelo in pochi minuti. Sto scherzando naturalmente, sì. Allora, no, noi abbiamo avuto l'occasione, il piacere insomma di ascoltare 4 progetti, di cui 3 di questi molto simili tra di loro. Mi riferisco al progetto dell'Emilia Romagna, al progetto della Toscana e al progetto del Piemonte, dove in qualche modo si cerca di contestualizzare quest'idea della Smart Region che viene riproposta come esigenza da tutte queste 3 regioni. Infine abbiamo visto un progetto invece particolare basato sulla blockchain della regione Lombardia, che invece tende a inserire elementi di semplificazione attraverso l'utilizzo delle tecnologie della blockchain, riguardo soprattutto al tema dei servizi al cittadino. Dalla narrazione di questi 4 interventi emergono 3 punti che volevamo portare come contributo a questa plenaria. Il primo tema è che abbiamo visto 3 progettualità, e anche la quarta, che insistono su cercare soluzioni a un problema molto simile tra le varie regioni, e quindi questo ci rafforza sull'idea che l'obiettivo che abbiamo oggi nel mettere assieme i colleghi di varie amministrazioni, questo obiettivo può produrre dei grandi risultati mettendo assieme le competenze che sono espresse nelle altre regioni e nelle altre progettualità, ma anche, e non ultimo, anche la condivisione delle soluzioni, quindi del codice di questi prodotti. Quindi il primo tema importante è la condivisione di competenze e di codice. Molto spesso abbiamo anche
realtà fornitori che lavorano su varie regioni, magari sulle stesse tematiche, e questo magari aiuta processi di efficientamento. Il secondo tema che è emerso è quello della data governance, o meglio, sono emersi degli elementi che incidono, ad esempio, sulla questione della sicurezza delle informazioni e quanto sia importante garantire ai cittadini che l'utilizzo e la condivisione di queste informazioni sia opportunamente regolata per evitare abusi e gestioni non coerenti di queste informazioni. Ma sempre sulla data governance è emerso anche il tema delle competenze digitali, cioè se vogliamo fare in modo che questi servizi possano essere veramente efficaci per il territorio, il tema di mettere nelle condizioni i cittadini di poter usufruire attraverso un'iniezione di capacità e di competenze risulta fondamentale. E infine, sempre sul tema della data governance, il problema della qualità del dato come elemento fondamentale che deve essere affrontato, risolto in un sistema più ampio regolatorio della gestione delle informazioni, che è il secondo punto che noi abbiamo in qualche modo affrontato nel nostro tavolo. Infine, il terzo punto, magari questo ti do l'occasione a te, Luca, di approfondirlo nella tua istituzione plenaria. Il terzo punto che è emerso è che sicuramente la condivisione delle tecnologie e delle competenze tecnologiche è importante, però se poi noi dobbiamo trasformare questi dati in informazioni, abbiamo bisogno di condividere anche le competenze di dominio e quindi la capacità di mettere assieme quelle esperienze che vengono fatte nelle varie realtà del nostro paese, capaci di condividere algoritmi, modelli matematici, esperienze di indagine che poi devono essere necessariamente utilizzate, perché altrimenti di questo patrimonio di dati non riusciremo a trarre quei vantaggi che tutti si aspettano in termini di elementi di indagine predittiva, interpretativa, piuttosto che prescrittiva della realtà. Quindi questi sono, in sintesi, sono gli elementi emersi dal nostro tavolo. Bene, grazie anche tu Antonino. Io ho coordinato il tavolo 5, come ho detto ai nostri compagni di questo tavolo, eravamo in pochi ma buoni, perché eravamo solo in 17, ma sicuramente un numero ristretto, ma ci siamo definiti, adesso lo uso così, i tavoli degli scienziati, perché avevamo 4 professori illustri che ci hanno veramente fatto ragionare molto sul futuro. E alla domanda come estrarre valore dai dati, noi abbiamo provato a farlo in maniera ovviamente iterativa, ragionando più anche sul futuro a 5 anni, al netto che i dati ovviamente ci servono, ma interessante è stato l'intervento anche del professor Barelli, che non tanto soffermiamoci a riempire il bidone adesso, ma a costruire le condizioni al contorno. E quindi vi riporto brevemente quello che assieme al professor Sperduti, a Longo e anche a Spot abbiamo ragionato, per dirvi che abbiamo bisogno, se vogliamo estrarre valore dai dati, abbiamo sicuramente bisogno anche di nuove infrastrutture. Abbiamo parlato di blockchain, intelligenza artificiale, super capacità di calcolo, ma abbiamo bisogno anche di quell'altra infrastruttura immateriale che è fondamentale, che sono le competenze, lo diceva anche Antonino. Competenze sicuramente specifiche di settore, ma anche multidisciplinari. Abbiamo la necessità di ibridare competenze, un bel dibattito se tutte queste competenze stanno dentro una persona o stanno in contaminare gruppi di persone diverse, perché questa è una vera sfida di un mondo che sicuramente diventerà sempre più complesso, e quindi forse è più facile innestare nei nostri giovani, e non solo, capacità di dialogare, quindi soft skill con chi ha magari domini diversi. Ultimi 2 aspetti importantissimi che sono usciti dal dibattito, soprattutto per costruire questa smart religion del futuro, è la partnership pubblico-privato. L'ha citato alcuni tavoli precedentemente.
per estrarre valore ai dati dobbiamo far sì di recuperare in qualche modo, di avere accesso anche ai dati dei privati, ma soprattutto di trovare delle forme di premialità con cui condividere i dati e far condividere i dati dei privati. Ultimo aspetto non banale, l'ha citato anche prima Antonino, il tema della data governance, in particolare anche di un quadro legale condiviso e fondamentale, su una scala che forse siamo tutti d'accordo, non può essere né tantomeno regionale, né forse nazionale, ma probabilmente deve essere una scala almeno europea. Quindi siamo riusciti a fare un quadro abbastanza sintetico per mettere nelle mani dell'ingegnere Barrichello un compito assaiato, provare a tirare le conclusioni di 25 interventi, 5 tavoli e 2 ore di dibattito. Prima di farlo mi permetto soltanto di sottolineare 2 cose. La prima l'ha detto anche prima il dottor Mola, Antonino Mola. Regione Veneto da alcuni anni fa questa attività di animazione di gruppi anche su scala nazionale. Non lo facciamo su tutto perché onestamente, come potete immaginare, è molto oneroso, ma su alcune tematiche su cui noi stiamo particolarmente investendo. Il riuso l'abbiamo fatto a marzo, a settembre ne faremo uno sui pagamenti, oggi facciamo questo del Smart City, quindi Smart City, dati, faremo uno anche sui servizi, cioè alcune tematiche ci crediamo, ma soprattutto non è che crediamo a queste tematiche, crediamo a un modo di lavorare che è necessariamente un modo di lavorare assieme a chi opera da Lampedusa a Bolzano su queste tematiche, perché ovviamente crediamo moltissimo nel valore della scienza, ma crediamo moltissimo anche che l'esperienza, l'informazione, le competenze che escono da chi poi, come tutti voi, opera quotidianamente in questo settore, sono per noi fondamentali. Non è un'attività facile perché, come potete immaginare, oggi eravamo 160-170 persone, l'organizzazione è complessa e quindi permettetemi di ringraziare le diverse persone che ci aiutano e che purtroppo non si vedono ma che il cui ruolo è fondamentale. Antonio Candiello, Federica Broccali, Sara De Marchi, Ilenia Zamboni, Roberta Dell'Osio, Eleonora Galessa, sono persone che voi non conoscete o avete visto, intravisto nei gruppi, ma che grazie a loro ci permettono di organizzare questi momenti che per noi sono utilissimi, perché lo dico per me, ma lo dico sicuramente anche per noi, però impariamo tantissimo, ma posso assicurarvi che sono anche molto onerosi dal punto di vista del tempo e delle risorse che dedichiamo. Ingegnere Barrichello, a te le conclusioni, siamo perfettamente in tempo per finire prima delle 13 come promesso. Bene, sono contento di poter concludere questa giornata così intensa, dove è emerso ancora una volta come l'Italia sia ricca di idee, di innovazione, e che non può certo essere dietro a altri paesi che magari comunicano forse meglio al mondo, come Israele o che ne so, Francia o a paesi simili, ma ritengo che comunque abbiamo una ricchezza intellettuale e tecnologica, e ripeto, di innovazione che nessuno può dire che non ci sia. Tuttavia, prima di procedere con le conclusioni, vi ricordo, perché me l'hanno scritto in chat 3 volte, vi ricordo i due sondaggi, 2 domande che vi arriveranno in chat e che vi invito a rispondere. Penso che vi appaiano adesso. C'è. È in chat. È in chat, bene. Continuando sulla mia riflessione su quello che ho visto nell'intensa giornata di oggi, c'è da dire che emergono concetti, come abbiamo sentito, ripetuti più volte. Il primo fra tutti è governance comune. Quindi la necessità di fare uno sforzo per trovare una governance che raccolga in modo uniforme e renda a sistema quello che vediamo in tutta Italia. Vediamo in tutta Italia infatti delle best practice che sono fenomenali, che sono importanti, ma che devono essere messe a sistema quindi tramite una governance unica. E l'altro termine che ho colto deve essere molto ripetuto, è quello di cooperazione, quindi la necessità di avere tavoli di cooperazione, la necessità quindi anche di comunicare tra noi, perché molto spesso noi siamo abituati a lavorare a testa bassa per risolvere i problemi del cittadino e degli enti, ma facciamo fatica a comunicare
tra noi, come oggi, ritengo che eventi come quelli che promuove la Regione Veneto, come quello odierno, debbono essere sempre più frequenti in tutta Italia per condividere idee e sviluppi e progetti. E quindi ritengo anche che comunicazione quindi tra noi, ma anche comunicazione all'esterno, cioè far vedere anche all'esterno, parlo fuori Italia, quanto bravi siamo, e quindi togliere certi stereotipi che spesso all'estero ci fanno dell'Italia. Aggiungo anche un altro aspetto che ritengo fondamentale e che può essere ovviamente frutto di questi tavoli di cooperazione per ottenere una governance comune, è quella del, come diceva Corò, quella di glossario. Cioè è importante che per avere sistema si utilizzino codifiche uniche, perché il primo aspetto, come chi nasce dall'informatica, se non si ha un'anagrafe unica e uniforme, difficilmente poi sistemi diversi, piattaforme diverse riescono a comunicare. Citando quindi il termine piattaforma, l'altra parola che ho sentito, l'altro termine che ho sentito spesso dire oggi è quello di avere una piattaforma unica. Vi sono infatti esperienze piccole o grandi, ma esperienze anche regionali di piattaforme, visto bigliettazione unica in Campania per esempio, o la stessa nostra piattaforma di Open Data, quindi la necessità di avere delle piattaforme uniche e uniformi. Quindi vedendo oggi che il concetto del dato è fondamentale, come lo dice anche, visto che parliamo che siamo in periodi Covid, lo stesso ministro Speranza, che il pilastro del nuovo sistema sanitario sarà il data driven, cioè la sanità dovrà essere veicolata dal dato, quindi emerge sempre più quanto il digitale, quindi il dato, è importante. Importante quindi per risolvere i problemi dei nostri cittadini. Quindi su queste due esigenze la Regione Veneto propone a tutti voi un percorso nei prossimi mesi ed anni di cooperazione, cioè avviare in sostanza tavoli permanenti con lo scambio di pratiche, delle pratiche che abbiamo anche visto, il più possibile anche istituzionato, quindi non solo regionale, non solo nazionale, ma come diceva anche Luca, forse un tavolo di più ampio respiro, magari anche europeo, e ovviamente che ci sia, rendendolo istituzionalizzato, anche dei referenti di rilievo come Agid, MID, MIMS, eccetera. E non da meno, noi non dobbiamo mollare la presa, cioè lo scouting approfondito verso tecnologie come Elon Musk ci insegna, visto i risultati che ha ottenuto nella sua vita, cercare sempre quindi di trovare soluzioni tecnologiche e innovative di frontiera affinché il nostro percorso di innovazione non si fermi mai. Con questo auspicio, con l'impegno di Regione Veneto di proseguire su questa iniziativa, vi ringrazio tutti e ovviamente do un caloroso arrivederci alla prossima iniziativa che faremo tutti noi, non solo Veneto, ma mi auguro anche altri colleghi che hanno partecipato. Vi ringraziamo e a presto. Grazie a Paolo per questo spunto e per aver lanciato il prossimo appuntamento. Come al solito invitiamo tutti ad accendere la telecamera finale per un augurio di buon pranzo. Vediamo se riusciamo a fare uno screenshot. Adesso sì che ci vediamo tutti. Saluto Federica perché l'ho vista adesso, ma vedo veramente... Ciao Fede. E grazie veramente di essere stati qua numerosi. Ciao. Ciao a tutti e grazie ancora e ci vediamo probabilmente, speriamo anche di persona a settembre. Buona giornata a tutti. Arrivederci, grazie. Arrivederci. 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 Arrivederci.